Intanto vi presento gli ospiti di questa puntata. In collegamento vedo e saluto per prima il Veneto Francesco Vianello. Buonasera Vianello. Buonasera a tutti, grazie del gentile invito. Grazie molto. Ormai siamo al countdown per la presentazione delle liste elettorali per le prossime regionali. Manca circa una settimana e quindi c'è la guerra per trovare un posto in lista per le candidature. Ci sono già i nomi di grandi esclusi, è una guerra che riguarda un po' tutti i partiti, sia la coalizione centrodestra in particolare, perché la coalizione centrosinistra si è già mossa da tempo. La sinistra apre le porte agli islamici. Ma non è che lo fanno i nostri scampi. Sono stati fatti a livello nazionale queste Vediamo cose? di stupidaggini per piacere, vero? Allora, no? I nostri scappano perché ci sono condizioni di lavoro che non vanno bene, paghe che non sono adeguate. Uno alla volta, per favore. Conosco personalmente ragazzi che sono andati via perché qua gli davano stage a 500-700 euro al mese. Se andava bene, sono andati in Francia e prendono 3.000 euro al mese. C'è poco da fare, parliamo di laureati. Vianello, un attimo solo perché se vi sovrapponete in collegamento si sente poco. Sentiamo Francesco Vianello. Vianello, stava dicendo prima... Noi di Prima il Veneto in questi ultimi giorni abbiamo assistito al tradimento di una parte di Liga Veneta Repubblica nei confronti del candidato alla presidenza della Regione Veneto, che era Gianantonio D'Arè, che era l'amico e il collega Gianantonio D'Arè. Pertanto noi esprimiamo tutto il nostro dispiacere e il disappunto per come è stata trattata la sua persona e la sua figura di politico rilevante. Noi continuiamo a lavorare a testa bassa per creare un partito regionale veneto unico, forte, che possa essere una terza alternativa alle catastrofi del centrodestra e del centrosinistra. Quindi continuiamo a credere e a lavorare per creare questo partito sul modello del Sud Tirolo del Volksparteien e dell'Union Valdôtaine, che abbiamo visto come si è affermata con successo nelle ultime elezioni regionali in Val d'Aosta, mentre invece abbiamo visto l'ennesimo flop della Lega di Salvini e di Vannacci in Toscana. Siamo preoccupati perché sicuramente qui dicono che vincerà le elezioni di centrodestra trainato dalla Lega, quel centrodestra che ha buttato letteralmente nel cesso 100 milioni di euro per i fallimentari centri di inclusione dei migranti in Albania, quel centrodestra che sta sprecando 139 miliardi per il riarmo, sottraendoli quindi alle pensioni, alla scuola e alla sanità pubblica, quel centrodestra guidato dal capitano Salvini, che da 8 anni assieme a Stefani promettono l'autonomia del Veneto e non hanno fatto assolutamente nulla, adesso continueranno a sbandierare il vessillo dell'autonomia del Veneto a ridosso delle elezioni regionali per continuare a confondere, illudere e disorientare l'elettorato veneto. Quello stesso Salvini che diceva: se vinceremo le elezioni cancelleremo la legge Fornero, con la E stretta come dicono i milanesi, portando a 41 gli anni di contribuzione, e anche questo lo ha puntualmente disatteso. Certo che il popolo veneto si trova veramente fra l'incudine e il martello, perché con questo centrodestra da una parte e poi dall'altra la sinistra che sostiene il complotto islamico bolscevico per la sostituzione etnica delle identità, di qualsiasi tipo di identità italiana e veneta, perché vuole sostituire l'identità italiana e veneta islamizzando l'Europa e disinteressandosi completamente di difendere le categorie degli studenti, degli operai, degli agricoltori, di tutta la gente che fa fatica a portare a casa lo stipendio e a pagare le tasse. Veramente noi non sapremo che pesci pigliare, però vi promettiamo questo, che da buoni venetisti, da buoni patrioti veneti, noi
a prescindere da come andrà il risultato di queste prossime elezioni regionali e della composizione delle liste, noi ci impegneremo sempre per darvi un'alternativa per la costruzione di un nuovo partito regionale veneto identitario. Vi ringrazio. Senta, Vianello, riguardo alla scelta di Alessio Morosin di candidarsi con la Lega per Alberto Stefani presidente e Michele Favero, sempre di Indipendenza Veneta, che invece è andato con Szumski. Morosin ha più volte spiegato questa scelta, insomma entrare comunque in Consiglio regionale per poi avere un peso e realizzare diciamo, gli obiettivi che si è prefissato. Cosa ne pensa? Allora io sì, la ringrazio per la domanda, direttore, anche se è una domanda un po' complicata alla quale rispondere, perché abbiamo assistito, secondo noi, a delle scelte strategiche che hanno dimostrato da alcuni soggetti poca coerenza, secondo noi. A me dispiace veramente, perché le persone che lei ha citato noi anche in un certo senso le stimiamo. Ci dispiace che abbiano fatto queste scelte. Per esempio, chi ha scelto di appoggiare la Lega di Salvini deve sapere che la Lega di Salvini, di Zaia e di Stefani se ne infischia completamente dell'autonomia del Veneto, perché a livello nazionale, assieme al partito delle sorelle romane, quindi questo partito romanocentrico e centralista, hanno sostenuto la legge Calderoli, che è una legge burla, che ha allungato all'infinito i tempi per l'ottenimento dell'autonomia differenziata su tutte le 23 materie, non solo sulle 14 materie che richiedevano la definizione dei LEP, ma anche su quelle 9 che avrebbero potuto essere tranquillamente e velocemente concesse proprio perché non richiedevano la definizione dei famosi LEP. Ecco, l'elettorato deve sapere questo, chi sta a casa, che il centrodestra ha affossato il desiderio di autonomia espresso da 2,2 milioni di veneti che con una percentuale del 98,2% hanno detto sì all'autonomia. Però veramente è come passare dalla padella alla brace, perché tanto il centrosinistra quanto il centrodestra se ne sono infischiati delle esigenze della nostra regione. Ripeto, noi cercheremo di mettercela tutta per darvi una terza opportunità. Grazie, sentiamo anche Francesco Vianello. Si poteva evitare questa tragedia. Un anno fa abbiamo visto l'altro ieri l'intervista del Corriere del Veneto a Maria Luisa Ramponi, che diceva siamo saliti sul tetto con le taniche di benzina, siamo pronti a far esplodere tutto l'edificio. Questo un anno fa, quindi molti hanno detto con queste premesse forse nel frattempo con i servizi sociali, con tutto quello che si può fare per prevenire tragedie di questo genere. Certo, infatti proprio a quello volevo allacciarmi, direttore. Innanzitutto massimo rispetto e solidarietà per i caduti, le loro famiglie e l'Arma dei Carabinieri e tutte le forze dell'ordine in generale. Però, come diceva il collega Dall'Agata, anche a me la prima domanda che è venuta in mente è la seguente: ma questa strage si poteva evitare? Perché mi sembra, perdonatemi e correggetemi se sbaglio, che i tre fratelli Ramponi da parecchio tempo avesse da eloquenti segnali, insomma, come posso dirlo, non so che stesse proprio bene, insomma, mi sembra che avessero già proposto resistenza alle forze dell'ordine,
avessero minacciato, no, di voler far saltare in aria la loro proprietà saturando gli ambienti con il gas, procurandosi delle bottiglie Molotov. Logicamente io uso il condizionale d'obbligo, riporto semplicemente gli articoli che ho letto sui quotidiani di questi giorni, perché ho cercato di documentarmi il più possibile anch'io sull'accaduto, però queste 3 persone, insomma, ammesso e non concesso, se fossero state affette da un qualche problema psicologico, logicamente bisognava prendere anche forse delle maggiori cautele, proprio per evitare che le forze dell'ordine, gli agenti e tutti i funzionari si esponessero inutilmente, mettendo a repentaglio le loro vite per una operazione che dopo tutto, insomma, è a casa da pignorare e a casa non sei che scappava via, insomma, non sei che andava via portandosi via la casa e tutta la proprietà. Per cui per questo io dico veramente il dispiacere, il rammarico è immenso e indescrivibile, proprio perché credo che stia sorgendo spontaneamente nella testa di tutti la domanda se questa strage appunto si poteva evitare. Sentiamo Concludo Mestriner... velocissimamente. Sì. Prego, Vianello, chiudi. Quelle manifestazioni in piazza violente che ci sono state nelle ultime settimane un po' in tutte le città d'Italia, dove secondo me una parte della sinistra ha strumentalizzato la giusta solidarietà verso il popolo palestinese che soffre, ma noi di Primo al Veneto aggiungiamo la nostra solidarietà nei confronti di tutti i popoli indiscriminatamente che soffrono sulla faccia della terra, compreso naturalmente anche il popolo ebraico, che ha subito logicamente molti lutti. Ecco, questa parte della sinistra violenta che aderisce e sostiene al complotto islamico bolscevico, che cosa fa? Attira dei giovani disorientati, confusi, sempre con i soliti metodi da pifferaio magico, con le canne, con la birra, con la musica, con la confusione, cerca di fare il mucchio, magari facendo leva sì sul buon senso di solidarietà che i giovani hanno anche loro indiscriminatamente nei confronti di tutti, però dopo lì in mezzo c'è sempre qualcuno che manca di rispetto alle forze dell'ordine, che lancia sassi, che lancia fumogeni, che sputa, che minaccia, che provoca, eccetera. Il nostro paese ha tanti altri problemi e noi non crediamo che con atteggiamenti di questo genere si possa fare il bene del popolo palestinese. Non è tenendo in ostaggio per giorni e giorni delle città o bloccando i trasporti, bloccando la povera gente che cerca di andare a guadagnarsi il pane sul posto di lavoro. Questo non contribuisce a fare il bene del popolo palestinese. A completamento dell'intervento televisivo di ieri sera, del 17 ottobre 2025, volevo anche solo precisare questo, che il sottoscritto Francesco Vianello avrebbe avuto la possibilità di essere inserito nelle liste per le elezioni regionali in Veneto nella circoscrizione di Venezia, perché un posto mi era stato offerto. Pertanto, se Francesco Vianello avesse voluto a tutti i costi partecipare alla competizione delle elezioni regionali, avrebbe potuto benissimo farlo, cioè nulla me lo avrebbe vietato. Solo che le mie considerazioni personali sono queste, vedete, cioè la mia casa politica è prima il Veneto, la mia famiglia politica è prima il Veneto, perché dentro a prima il Veneto io ho trovato la realizzazione di tutte le mie idee e le mie aspirazioni politiche. Pertanto io resto con prima il Veneto e andrò dove, se e quando prima il Veneto deciderà di andare. Ecco, solo questo per fare una precisazione
su quello che sta accadendo nella composizione delle liste per le prossime elezioni regionali del Veneto che si terranno il 22 e il 23 novembre del 2025. Grazie. A presto, grazie anche a Francesco Vianello, prima il Veneto. Grazie a voi tutti, buonanotte. Alla prossima, da qui alle elezioni ci vedremo sicuramente ancora.